Serie B-Win. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, buon pomeriggio da Giampiero Foglia Manzillo, 41esima giornata del torneo al San Nicola. Stanno scendendo in campo Bari e Cesena. I biancorossi nel scorso turno, battendo il Novara in trasferta, hanno ottenuto la salvezza aritmetica, un'impresa per gli uomini di Torrente, partiti con un -7 di penalizzazione. Al Cesena di Visoli manca solo un punto per poter raggiungere il finale di stagione senza patemi. Arriva il fischio di La Penna, parte Bari Cesena. Ai 16 metri l'apertura, Caputo controlla con il destro, incrocia la risposta di Campagnolo, grande opportunità per Ciccio Caputo. Largo a destra Arrigoni, arriva a supporto Santiago Morero, prova il cross dalla tre quarti, trova Succi, il piattone mancino alto. Prova il cross sul secondo palo, sale Caputo, la girata di Fedato, la conclusione di Ceppitelli sporcata da Tonucci, recupera Campagnolo. Sciaudone si sbraccia Rossi, Sciaudone ci prova col destro, pallone a lato. Sabelli che ha toccato su Sciaudone, a spazio col mancino, il servizio per Bellomo, la sponda su Caputo, Galano, il mancino, la tiene giù Campagnolo sulla linea. La battuta di Giandonato, intanto Pena se la cava in qualche modo, respinge col petto e mette in angolo, riesce comunque a chiudere in corner Pena. La battuta, palla che attraversa tutta l'area piccola, il gol del vantaggio Cesena dopo 22 minuti. Arriva la firma di Santiago Morero che sbuca liberissimo sul secondo palo, e per il difensore argentino si tratta del primo gol in questo campionato. Poi c'è lo scarico su Mezzacolli, si coordina con il destro, Pena ancora una volta attento, si fa vedere dall'altro lato Tabanelli, il pallone per lui, lo mette giù con il petto, cerca il dribbling, ancora un altro all'interno dell'area di rigore, finisce a terra, fischia La Penna e calcio di rigore per il Cesena. Azione insistita di Tabanelli, fischia La Penna, parte Succi, intercetta Pena e... Bellomo, bella la traiettoria, Tallo! Si esalta Campagnolo che mette sopra la traversa sul colpo di testa di Junior Tallo. La conclusione di Caputo, fanno 16 per lui e a 3 minuti dal 90esimo il Bari ritrova la parità. Sinistro al volo per il capitano biancorosso, 1-1 al San Nicola. Controllo di Caputo, cerca ancora spazio per il mancino, dal fondo incrocia il 2-1, il piattone di Ceppitelli proprio al 90esimo, si completa la rimonta del Bari, quarto gol in campionato per Luca Ceppitelli, 2-1 Bari. Non c'è più tempo, il triplice fischio di La Penna, il Bari batte il Cesena per 2-1 al San Nicola nell'ultima partita interna dei biancorossi